Carissimo giovane, fino a questo punto del tuo discernimento vocazionale devi avere alcune certezze. La prima è che Dio ti chiama alla santità. Siate perfetti come il vostro Padre Celeste è perfetto. Ci ha creati il Signore per godere di Lui per tutta l'eternità. La seconda certezza è che la dottrina della santità passa necessariamente attraverso la croce. Dobbiamo prendere la croce come ci ha insegnato il nostro Signore. Avremo difficoltà, avremo delle umiliazioni, avremo croci da caricare, che queste le dobbiamo unire alla croce di nostro Signore. Altrimenti il Signore ci avrebbe insegnato un'altra via per la salvezza. Terza certezza. Dovrai rinunciare di fatto ad alcune cose anche buone, cioè dovrai rinunciare a tutto quello che ostacola la tua unione con Dio. La quarta certezza è che Dio da tutta l'eternità ha pensato per te una vocazione speciale, a uno stato di vita speciale. E quindi non è che noi dobbiamo inventare, creare la nostra chiamata, la nostra vocazione. Noi dobbiamo scoprire quella vocazione che da tutta l'eternità Dio ci chiama. Finalmente, la quinta certezza è che la vocazione alla quale Dio ci ha chiamati è l'unica che ci può dare la vera felicità e lì avremo tutti i mezzi per unirci con Dio e salvare la nostra anima. Vorrei proporti un elenco di indizi per aiutarti a discernere se hai vera vocazione alla vita religiosa. Il modo ordinario con cui Dio suscita le vocazioni è interiore. Lo Spirito Santo tocca l'anima e quindi l'anima si sente attratta da Dio per seguirlo nella vita religiosa. Ma anche ci sono altri indizi che possono aiutarti a vedere questa mozione. Prima, desiderio della stessa vocazione, cioè tu senti un desiderio di consacrarti a Dio, sei sicuro di questo. Secondo, un'attrazione verso la preghiera, verso le cose sante in generale. Un terzo indizio può essere avere un disprezzo per il mondo e le cose del mondo. Un quarto indizio è il timore del peccato per la facilità che c'è nell'incorrervi e un grande desiderio di stare lontano dalle tentazioni e dai pericoli del mondo. Quinto, a volte un segno un po' strano è la stessa paura di avere la vocazione, di avere una chiamata di Dio. Altro indizio è avere zelo per le anime, ovvero penetrare una scintilla del valore della felicità o disgrazia di un'anima immortale e pertanto desiderare di cooperare alla salvezza delle anime. Settimo indizio, voler consacrare a Dio la nostra vita per conseguire la conversione e la salvezza di persone che noi amiamo. Ottavo, desiderare di riparare i nostri propri peccati e anche quelli altrui e voler stare lontano dalle tentazioni per la cui battaglia ci sentiamo molto deboli. Nono, speciale attrattiva per lo stato di verginità. Quindi se tu vedi che ci sono nella tua vita alcuni di questi segni, io ti propongo di chiederti seriamente davanti a Dio, chiedere l'aiuto della Madonna per discernere la chiamata alla vita religiosa. E ricorda che scoprendo la vocazione alla quale Dio ti ha chiamato è l'unico mezzo per essere felice in questa vita e per avere la salvezza della tua anima. Prego per te e che Dio ti benedica.